I discepoli sono descritti come affaticati nel remare per colpa del vento contrario o ancora provati dall'insuccesso, mentre stanchi ritornano a terra a mani vuote, dicendo abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. I versi del Vangelo secondo Luca con la pesca miracolosa, così Papa Francesco nel discorso di sabato 23 novembre, ricevendo un'udienza privata in Vaticano i pescatori, tra loro la delegazione veneta con le operatrici del settore guidata da Alessandro Faccioli di Coldiretti Veneto. L'incontro per parlare delle difficoltà del settore in occasione della giornata mondiale della pesca, come raccontano i video e le foto fornitici dal sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, che ci ha autorizzato a pubblicare prendendole dalla sua pagina Facebook. Anche lui presenta l'udienza. Eccolo in primo piano col Santo Padre e con il bragozzo del maestro Roberto Carisi di Chioggia, dono dei pescatori della città, insieme a quelli veneziani. Quindi su tutta la storia emblematica di Federico Falconi, giovane pescatore veneto, dopo aver allestito un allevamento di vongole con importanti investimenti, ha visto la sua produzione dimezzata da marzo di quest'anno, sia a causa delle alluvioni con l'acqua mista a fango che i fiumi hanno riversato in mare, sia per gli attacchi del granchio blu. Pescatori veneti che hanno voluto condividere con Papa Francesco i grandi problemi che affliggono il settore.